Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, manca un anno alle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco, che giochi olimpici saranno anche dopo il grande successo della Coppa del Mondo di quest'anno? Questa sarà la prima Olimpiade invernale diffusa. Noi veniamo da una storicità recente, e quindi Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022. Le Olimpiadi invernali ritornano in Europa nel 2026, a Cortina 70 anni dopo quelle del 1956. Io sono nato nel 1956. La cosa, secondo me, molto importante è che finalmente si è capito che un'Olimpiade o una Paralimpiade, così come deve essere organizzata oggi, nessuna località alpina europea poteva gestirla da sola, per cui l'idea di strategicamente diffondere su un arco alpino come quello italiano il sistema olimpico e paralimpico, in particolare ovviamente in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, è stata una scelta vincente e quindi per la prima volta vedremo i più di 400 chilometri di arco alpino interessati da un'Olimpiade. Questo secondo me è veramente molto bello, faticoso dal punto di vista organizzativo, su questo non ci sono dubbi, però significa interessare non solo una comunità ristretta, ma tutta la comunità del Nord Italia e io mi auguro tutta la comunità nazionale e del nostro paese. Questo è secondo me il punto di maggiore attenzione alle novità che potremo avere per quanto attiene le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Noi stiamo facendo di tutto assieme ai cugini della Federazione Ghiaccio per mettere a disposizione atleti preparati in forma. Questo è il compito di una federazione sportiva e quindi ci auguriamo di portare a casa un medagliere importante. Ricordo che le medaglie d'oro, le medaglie d'argento e le medaglie di bronzo sono tutte uguali. Non è che le medaglie d'oro prese e assunte nello sci alpino hanno maggior valore di quelle assunte in un'altra disciplina. E quindi di avere un medagliere alla fine di quell'occasione sia olimpico che paralimpico, perché ormai guardi le Paralimpiadi proprio con Parigi sono esplose nella loro capacità di produrre attenzione e passione nei confronti del pubblico e quindi ci auguriamo che i nostri atleti e le nostre atlete olimpici e paralimpici possano portare a casa quello che meritano e che per cui lavorano da anni con grande sacrificio, che sono le medaglie olimpiche. Manca appunto un anno alle Olimpiadi. Che anno sarà per Cortina e per tutta la regione Veneto e per tutte le zone del Bellunese? Noi abbiamo terminato proprio recentemente il nostro maggiore impegno nel corso del 2025, che è la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Seguiranno poi la Coppa del Mondo di snowboard cross, i campionati mondiali di juniores di curling. Quindi questi sono gli eventi che ci aspettano dal punto di vista sportivo, ma ormai da parecchi mesi e in particolare da adesso alla fine proprio del grande impegno della Coppa del Mondo del 18 e del 19 gennaio, che insomma col senno di poi possiamo dire è andata veramente molto bene, sia sotto l'aspetto organizzativo ma per quanto mi riguarda straordinariamente efficace dal punto di vista sportivo con le vittorie di Goggia e Brignone. Questo è un anno importantissimo, è l'anno chiave per concludere tutte le attività che si stanno svolgendo qui a Cortina. Noi stiamo contribuendo molto con le nostre persone a tutte le attività di Milano Cortina 2026, che ricordo è la fondazione madre, è la fondazione a cui il CIO ha affidato tutta la gestione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Noi siamo un EDE, un External Delivery Entity, quindi siamo per quanto riguarda almeno le Olimpiadi, le Paralimpiadi. Poi siamo un grande comitato organizzatore per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo nelle varie discipline. Ma ecco, noi mettiamo a disposizione le nostre risorse umane. Questo è un punto veramente chiave. Primo perché sviluppiamo ancora di più le professionalità del territorio, ma non solo nello sci alpino, ma in tutte le attività anche collaterali
e logistiche di gestione sanitarie per quanto riguarda la parte relativa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Però questo è un modo anche per creare il futuro di Cortina d'Ampezzo, ma non solo di Cortina d'Ampezzo, io direi veramente del bellunese in generale, perché noi abbiamo persone che vengono dalla provincia di Belluno, da Cortina, dalla provincia di Belluno, dai paesi limitrofi, anche dalla provincia di Treviso, dalla città di Treviso, da altre città del Veneto vicine, quindi questo è molto importante perché ci piacerebbe lasciare un'impronta fatta da persone, ragazzi e ragazze, che possano trovare dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi, grazie a questo grande evento, anche delle possibilità ulteriori di lavoro, grazie a quello che potranno scrivere nel loro CV, nel loro curriculum vitae. La montagna si sta svuotando e noi dobbiamo avere la coscienza di realizzare delle attività, delle iniziative sportive e culturali affinché i ragazzi e le ragazze trovino su questo territorio la possibilità di rimanere, di fermarsi e di continuare a lavorare. Questo secondo me è la vera legacy che noi dobbiamo lasciare, al di là degli aspetti legati alle strutture, alle infrastrutture sportive, alle infrastrutture civili che si stanno realizzando. Noi non siamo un ente dedicato alla realizzazione delle infrastrutture, chi lo fa privatamente per i propri alberghi. Per quanto riguarda le infrastrutture, la società si chiama Simico ed è una società di Stato. Ma noi contribuiamo molto, siamo molto orgogliosi perché percepiamo l'importanza e l'utilità del nostro intervento sul territorio grazie a questo grande evento.